Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un apprendista stregone delle relazioni internazionali, delle relazioni transatlantiche, delle relazioni tra alleati, e che ne dica il mainstream, secondo cui sarebbe Donald Trump. Invece questo apprendista stregone che si preannuncia, devo dire, sempre più fuori controllo, si chiama Emmanuel Macron. Riassunto velocissimo delle ultime puntate. Come sapete tutti, Donald Trump ha annunciato dal 1° agosto i dazi al 30% sulle merci provenienti dall'Unione Europea. Racconto farlocchissimo del mainstream, diciamo più farlocco anche della media a cui ci ha abituato il mainstream medesimo, è stato quello secondo cui in un mondo idilliaco, irenico, caratterizzato dall'alfabeto del libero scambio sull'asse transatlantico, arriva il pazzo, l'orco col ciuffo, impone questi dazi con un atto compulsivo e totalmente irrazionale. Ora, il rapporto idilliaco all'insegna del libero scambio tra Stati Uniti ed Europa esisteva solo nella narrazione di lor signori. Tant'è che anche nella lettera con cui Trump annuncia questi dazi ha evocato il motivo per cui esistono e gli obiettivi che vorrebbe conseguire con questi dazi, riferendosi all'Unione Europea. Ha citato le barriere tariffarie che l'Unione Europea impone storicamente alle merci provenienti dagli Stati Uniti. Pensiamo solo ai dazi sempre molto alti, sempre molto più alti di quelli reciproci rispetto alla filiera dell'automotive americana. Pensiamo solo a una tassa come l'IVA media europea al 22%, una tassa già culturalmente difficile da capire per l'ottica americana. Diciamo che l'analoga, quella che per certi versi è analoga dal punto di vista americano, è una tassa che ha la media al 6%, sono squilibri tariffari evidenti. Poi Trump ha alluso anche alle barriere non tariffarie, che forse sono le più stringenti e oppressive, quelle che hanno più alterato la concorrenza anche tra alleati rispetto a tutto l'apparato dell'Unione Europea, che sono quelle barriere dettate dall'ipertrofia della euroburocrazia, i 1000 balzelli, le 1000 procedure, i 1000 cavilli. Sono quelli che uno che non risulta uno scatenato sovranista come Mario Draghi chiamava dazi impliciti dell'Unione Europea, cioè il fatto che la dinamica virtuosa del libero scambio, quella a cui fingono di essere affezionati gli analisti della domenica o del lunedì mattina, è filtrata da tempo, da quando esiste l'Unione Europea, da tutto questo moloch burocratico. Dopodiché Trump ha evocato anche le manipolazioni della moneta che nella logica di Trump, anche nella logica storica, scomodano la grande anomalia tedesca, quella per cui un paese a fortissima vocazione esportatrice come la Germania si è costruito, ha avuto la fortuna di aver costruito insieme ai soci europei, mettetela come volete, ma una moneta, l'euro, che è più debole di quello che era il marco e che quindi altera la dinamica di una concorrenza normale a favore della Germania. Questi sono i 3 grandi snodi a cui Trump risponde, perché quelli di Trump sono, da questo punto di vista, a tutti gli effetti controdazi. In questa realtà irrompe Emmanuel Macron, che sembra voler scavalcare anche la Commissione, anche Ursula von der Leyen, che sta tenendo un atteggiamento comunque, come dire, interlocutorio, accorto, non lucido, perché la cosa lucida da parte europea sarebbe sbaraccare le follie normative burocratiche come il Green Deal, come il patto di stabilità, nell'interesse anzitutto dei popoli europei, prima ancora che del rapporto con gli Stati Uniti. Però quantomeno Ursula non sta accelerando. Invece Macron ha invitato la Commissione europea
ad accelerare la preparazione di contromisure credibili, mobilitando tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il meccanismo anticoercizione, quello che autorizza misure commerciali unilaterali, limitazione agli investimenti nel paese, diciamo, nemico commercialmente e persino restrizioni agli appalti pubblici per le aziende di paesi terzi ritenuti ostili. L'America sarebbe ritenuta ostile nella narrativa di Macron. Tant'è che nelle stesse ore in cui evoca una inverosimile, folle, masochista guerra commerciale contro gli Stati Uniti d'America, ricorda anche che rispetto alla difesa, insomma, l'Europa ora deve diciamo, pensare da sola alla propria difesa, evocando un disimpegno americano che non c'è nei fatti, anzi Trump ha ottenuto maggiori investimenti per la NATO, quindi è difficile che, come dire, non creda alla NATO uno che ottiene maggiori investimenti, ma comunque Macron vuole dire sostanzialmente dobbiamo pensarci da soli e quindi ci deve pensare la Francia, questo è il punto. Quindi in una temperie internazionale complessa, in un momento dei rapporti transatlantici complicato ma che va calato in una storia per non essere astratti e disonesti intellettualmente, Emmanuel Macron fa l'incendiario perché vede ancora una volta l'opportunità di mettersi il suo cappello di Napoleone, tant'è che sta spronando il governo, come sarà, a raddoppiare il bilancio della difesa per il 2027. Intanto gli vorremmo ricordare en passant che la povertà, il tasso di povertà in Francia ha raggiunto livelli record mai visti da 30 anni e la cura rispetto a questa debacle dei fondamentali economici francesi sarebbe l'arrivo di una nuova patrimoniale sui 1800 contribuenti ultra ricchi. Ecco, forse è il caso che Macron si occupi di più dei problemi drammatici della sua Francia e faccia meno, diciamo, il contraltare napoleonico degli Stati Uniti, perché l'Europa in primis, l'Italia in primis, non ne hanno alcun bisogno. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.